В декабре 2001-го он планировал посетить главную православную святыню – гору Афон. Но неожиданно разыгралась такая буря, что поездку пришлось отменить. Da quel momento il declino spirituale dei monaci di Athos ha iniziato a verificarsi con nuova forza. Ogni volta che l'anticristo è stato chiamato maestà, eccellenza e così via, nominato zar di Russia, Боже, царя храни, сильный, державный, царствуй на славу нам, царствуй на страх врагам, царь православный, Боже, царя храни. gli ebrei gli hanno donato la corona e altri attributi del potere zarista. Nessuno dei presidenti contemporanei è stato elevato al rango di zar. Esistono persino comunità pseudo-ortodosse nella regione di Nizhny Novgorod che lo considerano il loro zar. Alcuni gerarchi sodomiti della Patriarchia di Mosca hanno proposto più volte la sua elezione a imperatore di tutta la Russia. E cosa ne pensate di una tale blasfemia? Sono già state dipinte icone con Putin e la gente si prostra davanti a esse. Ci sono fotografie che lo dimostrano. И Христос уже на земле. Не зря в интернете все-таки иногда проскальзывает что-то. Написали, что в этом храме мироточит икона Путина. Путь иной. Только не объединили это. Икона путь иной. Solo l'anticristo può fare una cosa del genere. Ecco come si spaccia per Dio. Nel salone delle forze armate della Federazione Russa, sulla parete dove sono dipinte le icone, c'è il ritratto di Putin insieme al suo ex ministro della difesa, Shoigu. Ovunque si guardi, ovunque c'è l'elevazione di Putin al rango di zar e Dio.